9:37 minuti, c'è Emanuele Garau con noi. Buongiorno Emanuele, ben ritrovato. Buongiorno. Hai visto com'è oggi è tornata vestito? anche la luce, è arrivato Emanuele, è tornata la luce. Hai visto come è vestito oggi? È vestito come è vestito? È vestito da come Emanuele Garau. Buongiorno, cambia abito. Da Emanuele Garau è vestito, giustamente. Sì, no. Vabbè, allora parliamo di Natale, tema natalizio, giustamente non poteva essere altro che così, perché le tradizioni natalizie sono affascinantissime, non solo quelle che portano Halloween a sbarcare in Italia, ma noi abbiamo su Brugadorio, che era già una delle tradizioni importanti da mantenere salda. E allora parliamo di Natale, ecco, in questo caso. Sai, una delle cose interessanti del Natale in Sardegna è che in realtà si è riscoperto nell'ultimo scorcio del Novecento e poi appunto gli anni 2000, perché la Sardegna ha avuto la sua cristianizzazione attraverso la Chiesa bizantina, la Chiesa d'Oriente, dove si festeggiava maggiormente l'Epifania, l'arrivo dei tre re, piuttosto che il Natale. E pensa che io tanti anni fa ho svolto un lavoro di ricerca sui canti religiosi e trovavo grande difficoltà a trovare i canti legati al Natale, proprio perché fino agli anni 40-50 il Natale era quasi una festività più messa in secondo piano, mentre tutte le persone anziane ricordavano con maggiore allegria l'arrivo dei tre re, che è appunto l'Epifania, dove i re magi vanno a trovare il bambino Ma era Gesù. anche quando ero bambino io, sì, perché compreso il sottoscritto, il fascino dei re magi, no? Dava il senso anche della speranza, loro che portano la speranza. Sì, è vero. E ti dicevo, a proposito io mi occupo di canto, e i canti è stato molto difficile reperire canti antichi legati al Natale. Poi a partire dal Novecento c'è stata una riscoperta del Natale, e poi quando la Sardegna è diventata culturalmente più italiana, utilizziamo questo termine, allora il Natale è entrato a pieno diritto nelle festività appunto Prima di popolo. chiederti delle curiosità, o perlomeno mie curiosità, andiamo a vedere questa clip che abbiamo preparato, Notte de Gelu. Sì, la volta scorsa in cui sono stato da voi mi ha detto non sei cambiato affatto, adesso ho parlato un documento di circa 15 anni fa e no, i cambiamenti si vedono, vi assicuro. Lo trovo figo. Notte de Gelu è un canto scritto da Pedro Gasu, che era un parroco di Berchidda, scritto nel 1927 perché voleva che il Natale entrasse nella sua chiesa dei suoi parrocchiani, dove si parlava il sardo piuttosto che il latino, come avveniva allora. Notte de Gelu cosa vuol dire? Notte del cielo. Però adesso è diffuse questa canzone in ogni angolo della Sardegna. Perché quando c'era il seminario maggiore a Cuglieri, questo canto entrò in questo seminario e tutti i seminaristi impararono questi canti scritti da Pedro Gasu. Allora andiamo a vederci questa clip e poi torniamo in studio. Vediamo, Notte de Gelu. Notte de gelo escusta ad ogni seno, de allegria si sentì bondare, che sa grotta è nato so bambino, dai s'inferro non liberare. È nato so bambino, venite tutto all'ammirare, venite all'adorare, venite all'adorare, all'amare. Si è lasciato su che l'ulugente è venuto este a sagrutta penare, che vizi che tu devo ver a gente, e vi servizio de sore divino. È nato su bambino, venite tutto all'ammirare, venite all'adorare, venite all'adorare, all'amare. È nato suo bambino, venite tutto all'ammirare, venite all'adorare.
buona Pasca e Natale dei Sucoro a tutto canto so. Lo hai fatto Bravo lì Emanuele, che avevi bravo quanti Emanuele. anni? Sono passati quasi 15 anni, quindi insomma quando avevo 28, 30. Avevi la roba del parrucca. genere. 28-30 No, avevo i anni, si sono capelli passati che sono 15 anni. persi. Cioè tu mi vuoi dire che oggi hai 45 anni quasi? Ne ho 43. 43? Sì. Caspita, te li Come porti Ciucchetti, benissimo però, pensa. perché Ho a detto parte, che è un figo. a parte come dire, la differenza tra quel video e oggi il capello, ma per ma il resto basta, ma la il viso è barba lo stesso. ce l'avevi La lì, barba è ce l'hai questa. oggi? Sì, Sei sì, nato con la barba? No, è arrivata anche questa. Allora, questa è una canzone ovviamente per augurare buon Natale, come tu hai fatto capire anche alla fine, ma a proposito della notte di Natale, il 24, c'erano tradizioni particolari che al di là ovviamente di quello che facciamo tutti nella tradizione sarda avevano un significato ben più importante? Io ho conosciuto un Natale diciamo quasi commerciale, perché i giorni nostri sono questi. Sì. Però le mie ricerche mi hanno fatto mi hanno fatto intervistare tante persone che mi hanno ricordato la semplicità del Natale di tempi andati, per cui la preparazione al Natale avveniva proprio con la novena, dove i ragazzini erano impegnati nella parrocchia. 15 giorni. Esatto, per i L'ho 9 fatto giorni anch'io, della novena l'ho e fatto poi anch'io. con la preparazione del presepe. Io che ho conosciuto e avuto modo di frequentare appunto Maria Carta, come abbiamo detto in altre occasioni, lei diceva sempre che la notte di Natale era un momento magico, perché in molte parrocchie della Sardegna c'era proprio questo momento dove a mezzanotte si faceva calare dall'alto il bambino Gesù, verissimo. e dove ai canti della tradizione liturgica, quindi la Deste Fideles in latino eccetera, c'erano anche i canti della tradizione sarda, le varie ninananne di Natale e questi canti legati alla cultura popolare. Di interesse era anche il nome della messa, perché la messa di mezzanotte in molte parti della Sardegna si chiama Missa i Vuddos, Missa i Vuddos, perché dicevano che i galli cantavano a mezzanotte per l'arrivo del bambino Gesù, e quindi tutta questa preparazione, il fatto che i bambini durante la novena potessero stare in giro fino a tardi, e quindi dove non c'era, in molti paesi della Sardegna non c'era la corrente elettrica, Certo. e la notte di Natale stare in giro fino a luna di notte al termine della messa di Natale era un evento unico, straordinario, che veniva atteso e che era considerato di un momento Noi particolarissimo. la chiamavamo San Misse Cantata, no? Con tutti gli organi, San Misse Cantata, subito puntavamo a quelli. E le cene avvenivano dopo, a Cabaurotto, grande bagorda. Si mangiava Tra l'altro, qualcosa prima. mi dicevi che poco fa, mentre andava il video appunto della canzone che abbiamo sentito, Notte de Gelu, che si dava spazio a tutto ciò che era molto calorico. Beh sì, allora noi sappiamo che i dolci della tradizione sarda hanno come elemento fondamentale la pasta di mandorle. È vero, E noi sappiamo Che che la leggera non frutta è. secca, ci sono in molti paesi dove si fanno ancora oggi i fichi secchi, Sì. con le noci In all'interno. molti paesi si fanno anche le nozze con i fichi secchi. Vabbè, quello è un altro discorso. Poi non c'è Quella è un'altra cosa, Ma è quella è un'altra un'altra cosa. Lì è la povertà o la demagogia. Esatto. Andiamo a... E appunto tutto questo veniva fatto perché la possibilità del riscaldamento delle case era molto poca. Era Ti fermo un focolare. secondo perché torniamo sull'argomento, ma dopo la pubblicità, perché siamo un po' lunghi, dobbiamo fermarci, quindi blocco della pubblicità, l'ultimo per stamattina, e torneremo con Emanuele Garau qui con noi. A tra poco. Allora, tornando, dicevamo al giorno di Natale. Beh, allora, quando il pasto era caratterizzato all'agnello arrosto, Sì, che è rimasto nella nostra tradizione. Noi anche Sì, il capretta. molti capretta. continuano a fare l'agnello, poi vabbè, quelli che sono ancora più dediti alla carne a Natale fanno agnello e maialetto, fanno Ma il maialetto è più arrivato della dopo. vigilia, Dopo, molto ma è più per la dopo. vigilia il maialetto che per il giorno di Natale. Diciamo che la tradizione voleva che fosse l'agnello Sì, arrosto. sì, quello sì, quello Però sì. poi ormai Pesci. ognuno, esatto. Poi Emanuele, poi sono aggiunti Poi i sono pesci, aggiunti i ma pesci. in effetti i pesci non c'entravano niente. L'agnello e il sì. capretto avevano una sua valenza, era il fulcro di tutto. Dico, beh, Esatto. E c'è, insomma, lo sappiamo che il periodo di Natale, la ricerca degli agnelli è proprio una cosa tipica della Sardegna, agnelli molto piccoli che vengono i genitori, compreso macellati. papà, andava dal pastore ordinato Sì, sì. 2 mesi prima.
Guarda quello San Gioia, È È vero, così, è vero. d'altronde, quelle buone maniere che si sono tramandate. Certo, bisogna fare in modo che si possano continuare a coltivare. Sì, io poi sono e soprattutto sempre- avere gli agnelli e i maialetti, nonostante il maialetto fosse sia arrivato Sì, dopo, sia o aggiunto comunque dopo. non fosse contemplato. Però sardi, perché il Assolutamente, problema è quello. Ne abbiamo parlato anche la assolutamente settimana sì. scorsa con Giorgio Quello è Borrelli, verissimo. che il maialetto sardo comincia a scarseggiare. Purtroppo nel sì. riuscire l'agnello, magari quello L'agnello forse riusciamo sì. ancora la ad vigilia averlo. mangiavamo anche la coratella nello spiedo. Perché poi la preparazione era fatta sa gordula Bravissimo. e poi sa intredda, ossia il sanguinaccio, che in alcuni posti facevano anche dolce. Sì. Insomma, c'erano tante tradizioni. Verissimo. A anche proposito legate alla di cucina. canti per la novena che appunto hai affrontato anche venerdì scorso, noi l'abbiamo sentita cantata dai ragazzi dell'Olimpia Onlus, Jingle Bells, ma il Jingle Bell sardo, insomma. Allora, sì, voglio tutto un altro raccontarvi sapore. questo. È un gioco che è nato. Io lavoro spesso nelle scuole e mi è capitato di fare tanti saggi natalizi. E quindi ci è venuta l'idea con delle insegnanti di creare un Jingle Bell in sardo, dove il ritornello, il refrain è diventato Ninna O, che ha grandissimo successo. I bambini la imparano e si divertono molto. Per i puristi del canto tradizionale è una cosa che fa un po' strano. Esatto, ma noi ci divertiamo. Vediamo nel 2014 ci può stare anche un ma Jingle sì, Bell ma sì, in sono sardo, e se si deve criticare ce le prendiamo Ma le guarda, critiche, non è un talmente ci sta problema. che ce l'abbiamo già pronto, quindi andiamo a vederci questo Jingle Bells sardo. Ninna oh, ninna oh, ninna, ninna oh, sa campana suona e festa in bellei. Ninna oh, ninna oh, ninna, ninna oh, e nasce Gesù bambino su divino re. I testi gusti in canto di angelica armonia, e i testi gusto spanto da gente in allirghia. Sia gloria su cielo, da e nasce Gesù su, e i angelus cantendi dove stanta de rose. Ninna oh, ninna oh, ninna, ninna oh, sa campana suona e festa è bellei. Ninna oh, ninna oh, ninna, ninna oh, e nasce Gesù bambino su divino re. Bene, questa versione direi Bellina, particolare di Jingle Bells in sardo non l'avevo mai sentita, devo ma dire la tu verità. adesso, belle Neanche mi sarei parole, mai dai. immaginato. Fa però sorridere. però, Sai, ci una sta cosa tutto, dai. interessante è che nella tradizione sarda il bambino Gesù viene chiamato su bambino, mentre un bambino generico è su Piu nel Campidano, Sì. su Zinnu, su Pilossu. E invece Su Pilossu dove? sì, nella zona della Barbaggia. E comunque dicevo, invece il bambino Gesù è chiamato su bambino proprio per distinguerlo distingue da dagli tutti gli altri. altri bambini. bambini. Beh, sì. ha un senso. Ecco, e deve essere messo nella capanna, nel presepe, a mezzanotte del 24. certo, ci mancherebbe. Perché c'è gente che lo mette lì già dall'8 di beh, vabbè, dicembre, sì. quando ha avuto... Sì, è vero. È la società quando fa- consumistica sì, per questa vabbè, cosa. vabbè, perché Dico uno bene, non ci Emanuele. sta a badare a queste cose. Sì. Invece tu, a casa tua, le tradizioni che hai preso e quindi A casa mia che hai si vissuto, usa il cenone di Natale dove si riunisce tutta la ma famiglia. si mangia proprio per Tanto, mangiare o il tanto, brodino come no, tanto, troppo. Che E si poi, tra vedono l'altro, anche gli effetti poi. abbiamo avuto ospite anche Pablo Belfiori, il nostro Sì. amico dietologo e Nutrizionista. nutrizionista, che poi sarà con noi il 25 mattina anche per incutere un po' di terrore a tutti quelli che si metteranno a Stiamo a tavola. fustigare. Io sono Che una diceva vittima, che il 24 notte chi mangia il brodino, ma non quello di dado, ma col brodo di carne, Sì, certo. di pollo, piuttosto che Ma anche dell'agnello, si può fare anche bollito l'agnello, di altri tipi. Beh, non è che si sta leggeri, è un brodo pesante. certo, perché è molto Quindi, grasso. certo. appunto, Però lui ci ha perciò- detto in via del tutto Tutte eccezionale. sì, vabbè, ciao. Per Tanto Natale. a te va bene sentirti dire quello che vuoi sentirti dire, quindi lui ha capito la linea e gli dà sempre ragione quando lui dice ma va bene, sì, va benissimo, va bene. Così è a posto, non devi sottovalutare litigare. il medico, No, perché io non condivide. sottovaluto il medico. Non Io purtroppo mi condivide. sono fatta una ragione di te, No, che è ma diverso. tu non pensa ai tuoi Tu il problemi. 24 dove sarai invece domani Sarò con notte? i miei
familiari a casa e poi abbiamo tutta una serie di feste. Noi siamo nati tutti a fine dicembre, io, mia nipote, mio padre, tutti, quindi siamo Natale, di una tutto- festa in tutto festa insieme. in festa. Ma i regali erano accomunati tutti al Natale o si faceva il regalo a Natale e poi il regalo al compleanno? Dividiamo, il 24 notte il Natale e poi il 25 il compleanno. Chi è nato il 25? C'è mia nipotina che è nata la il nipotina. 25, Senti. quindi Vai ragazzi. Caro Agnello, vedremo un po' perché se ne occupano mia madre e mia sorella. Io sono molto bravo a mangiare, ma in Bravo, cucina bravo, sono un po' appartiene alla scarso. Come del cultura- resto ai tutti consumatori. noi. La cultura dei consumatori. Esatto. Bene, abbiamo portato in porto anche questa puntata. Gli auguri di cuore vanno ovviamente a Emanuele Garau, che ritroveremo anche nel 2015 È perché un piacere le parlare con tradizioni Emanuele, sì. non solo Volentieri. natalizie ma di tutto ciò che riguarda la Sardegna a noi affascinano molto e quindi ce n'è ancora tanto da raccontare e da vedere, e quindi di cuore buon Natale e buon Grazie, anno. caro Auguri a Tanti voi auguri. e grazie per avermi Falli in ospitato. sardo a questo punto. E tantos auguri a tutti sa Sardegna e pure a chi non sa baita da Attesumeda. E noi da pensare su tutto, buoni auguri a tutti e a te pure a questa famiglia dei Ruri Puro. Grazie a Bisatero Spuro. A domani sarà il 24, la vigilia di Natale, ma noi saremo qui alle 8, duri come delle rocce, Deretano permettessero.